Buongiorno, ringrazio ovviamente gli organizzatori per avermi invitato, ringrazio anche voi per essere qui in questa giornata che dovrebbe essere di riposo. Oggi appunto cercherò di darvi una panoramica di quello che è l'apporto della ricerca allo studio più empirico, ma anche poi alla pratica clinica in questo contesto che è molto complesso, essendo l'invecchiamento un fenomeno eterogeneo, essendo l'età media sempre più in espansione, quindi si vive più a lungo, e come professionisti dobbiamo ovviamente cercare di assicurare una maggiore qualità di vita alla persona anziana. La ricerca. Inizio subito con la parte un pochino più ostica, per poi passare invece a quella che ci interessa di più. La ricerca come apporto rispetto al funzionamento cognitivo della persona che sta invecchiando e di quali sono i meccanismi che ci permettono di spiegare come funzioniamo ad ogni età. E quindi qua vi ho riportato il famoso effetto Stroop, quindi che indica quanto efficacemente o invece inefficacemente siamo in grado di sopprimere informazioni che non sono più rilevanti. Uno dei problemi che gli anziani ci riportano, che le persone anziane ci riportano, è quello di essere distratti, di non riuscire a ricordare le informazioni che in quel momento dovrebbero essere pertinenti. E la ricerca ci mostra appunto come nell'invecchiamento c'è questa maggiore difficoltà, quindi a sopprimere tutto quello che non è rilevante per il compito che deve essere affrontato. E ci dice qualcosa di più, che questa difficoltà a sopprimere informazioni non importanti è invece spiegata principalmente da un rallentamento, da una minore velocità con cui le informazioni vengono elaborate. Ci dice anche che c'è una maggiore variabilità, quindi è vero che c'è un cambiamento che dipende poi dal contesto a cui io mi approccio, per cui ad esempio è più accentuato per alcuni sistemi di memoria, meno accentuato per invece le componenti più legate all'esperienza, al vocabolario, però all'interno di questo diverso sviluppo dobbiamo considerare traiettorie individuali che sono molto diverse. Per cui nonostante ci sia un declino, alcune persone invecchiano più velocemente e altre invece si mantengono molto bene. Fanno il famoso fenomeno della variabilità, e recenti studi stanno confermando come un aumento della variabilità dell'individuo nelle prove mostra anche poi i primi sintomi di cambiamenti a livello più patologico. Ci dice anche però che ci sono sistemi su cui noi possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, che si mantengono in tutte le età e in tutte le fasi dell'invecchiamento. Ad esempio, tutta la parte emotiva, la famosa intelligenza emotiva, si mantiene, e questo anche nell'invecchiamento patologico. Per cui queste informazioni ci dicono, ci indirizzano su come intervenire. Lavoriamo sugli aspetti emotivi, ad esempio, anche nelle persone con demenza, perché si mantengono. E ancora la ricerca cosa ci dice? Ci dà un'informazione, anche qui, fondamentale, cioè del ruolo che ha l'ambiente. Il nostro cervello perde in ambienti che sono impoveriti e si arricchisce, si protegge invece in ambienti che sono stimolanti. Questi studi ormai che sono condotti anche nell'invecchiamento sono nati nella psicologia animale, però oggi sappiamo che in tutto l'arco della vita, quindi anche nell'invecchiamento, più creiamo situazioni che siano stimolanti a livello sociale e sfidanti, quindi attraverso proposte che riguardano l'attività fisica, le interazioni sociali o anche la stimolazione cognitiva, più riusciamo in qualche modo a favorire un buon invecchiamento o a rallentare, nel caso, il corso di un invecchiamento che è fragile o patologico. La ricerca appunto ci mostra come articoli recenti mostrino come gli ambienti arricchiti modifichino, nel senso di compensino
cambiamenti a livello dei nostri sistemi cognitivi e anche compensino quelli che sono gli effetti negativi di alcuni fattori che possono essere depressione, stress, malattie vascolari, che influenzano chiaramente quella che è la prestazione, come la persona funziona. Una maggiore partecipazione ad attività che siano arricchite, stimolanti, questo in tutto l'arco della vita, ma anche nell'invecchiamento, è associata a un minor accumulo di alcune sostanze che determinano poi l'invecchiamento patologico. Ci sono ovviamente altri fattori più legati allo stile di vita, ma per quello che ci riguarda come professionisti, rappresentando noi l'ambiente attraverso il quale la persona poi si interfaccia, dobbiamo tenerne conto. E si parla infatti di questo ambiente arricchito come nuova terapia endogena, quindi come un nuovo trattamento di farmacoterapia che però proviene dall'interno della persona, perché più l'ambiente è stimolante, più noi riusciamo in qualche modo ad attivare una serie di sistemi e di risposte che sono compensative e vincenti. E abbiamo vari esempi di individui che hanno sviluppato, grazie ad un ambiente arricchito, particolari abilità e hanno poi anche un pattern cerebrale molto particolare. Il famoso esempio è quello dei tassisti londinesi, che hanno una struttura ippocampale molto più sviluppata rispetto a quella che abbiamo noi. Perché? Perché hanno vissuto e esperito un ambiente particolarmente ricco, stimolante, andando ad allenare una particolare componente, quella della memoria visospaziale e dell'orientamento. Quindi tutti questi studi sull'ambiente arricchito sono a favore di questa neuroplasticità che finalmente è stata riconosciuta anche nell'invecchiamento e anche nell'invecchiamento patologico, per cui ci dà veramente un semaforo verde rispetto a il dovere intervenire sempre nell'invecchiamento. Ci dice che l'ambiente arricchito favorisce neuroplasticità grazie a un aumento della plasticità ovviamente neurale, al potenziamento di processi legati all'apprendimento e alla memoria e alla neuroprotezione, quindi all'accumulo di fattori neuroprotettivi che ci aiutano a contrastare nel caso l'avvento di malattie neurodegenerative. Questo tipo di modello vale anche per l'invecchiamento patologico, come vi dicevo. Il favorire tutti i fattori che promuovono la riserva cognitiva o cerebrale, tra cui i fattori appunto ambientali, mediano, quindi spiegano nel caso il mio sviluppo, il mio invecchiamento e quindi anche la gravità del mio invecchiamento cognitivo. Nei nuovi modelli, in questo modello dell'impalcatura promosso nel 2009 e ha rivisto, ma questo diciamo è il punto più essenziale, nel 2013, ci mostra come nell'invecchiamento vi sono cambiamenti, come abbiamo visto. Questi cambiamenti però possono essere rallentati fornendo un'impalcatura, l'impalcatura che viene dall'ambiente, l'ambiente che deve essere arricchito. Come l'arricchisco come professionista? Promuovendo il nuovo apprendimento, quindi fare apprendere nuove cose alle persone, stimolando uno stile di vita che sia attivo, coinvolto quindi nella società, esercizio fisico e training o interventi di stimolazione cognitiva. Il fatto di riuscire a fornire questa impalcatura, di proporre interventi che vedremo devono essere di efficacia, rappresenta quello che è la regola del 5x50. Se riesco a posticipare, come anche ci dice l'Alzheimer Association, di 5 anni l'avvento della malattia, riesco a ridurre del 50% la diagnosi di demenza. Quindi favorisco una migliore qualità di vita, aggiungo qualità agli anni. E questo è un dato importante e noi abbiamo il dovere di intervenire in questo punto per riuscire a promuovere una maggiore funzionalità, un maggiore benessere,
quindi fare star meglio la persona, perché se penso ad esempio alle persone con demenza, è improponibile il pensare che in stadi avanzati io favorisca un recupero cognitivo. Devo lavorare sull'aspetto di benessere e qualità di vita come nel caso promotori di un migliore funzionamento. E quindi dovremmo riuscire a posticipare quello che è l'avvento, ed è possibile perché gli studi ce lo dicono. E da qui quindi i training. Sapete che vi sono varie tipologie di intervento nell'anziano che vanno dai training strategici, ai training metacognitivi, ai training combinati, ai training di nuova generazione, di terza e di quarta generazione che vedremo. I training strategici sono training in cui io insegno strategie alla persona anziana. La ricerca ci consiglia di insegnare più strategie alla persona anziana in modo che questa possa scegliere quella che è più adatta alle proprie caratteristiche individuali. Le meta-analisi mostrano che i training strategici sono più efficaci quando io insegno 2 strategie rispetto ad una sola. E questi training strategici ci mostrano che negli anziani che sono in grado di utilizzare, quindi riescono ad apprendere le strategie, c'è anche una plasticità cerebrale, quindi a livello cerebrale c'è un altro pattern, quindi il cervello compensa, si riattiva, produce anche nuove sinapsi rispetto a quello che succede in persone che non sono esposte a questo tipo di intervento. Ma non l'abbiamo solo nell'invecchiamento normale, ma anche nell'invecchiamento patologico o prefragile, come ad esempio nell'MCI. Vediamo come nella fase di codifica c'è una diversa attivazione di aree cerebrali per quei partecipanti ai training strategici, e c'è anche non solo un diverso pattern di attivazione cerebrale, ma vi è anche un diverso funzionamento, utilizzo del metabolismo cerebrale. Come vedete in questo studio di Gardini-Cafarra, dopo un training strategico c'è un incremento del metabolismo cerebrale in una struttura particolare del nostro cervello. Quindi ci dice che questo ambiente arricchito ha prodotto non solo un miglioramento a livello della prestazione, ma anche dei cambiamenti a livello del nostro funzionamento cerebrale, quindi di come utilizziamo le risorse cerebrali. Abbiamo poi i training strategici metacognitivi, e ringrazio la collega che mi ha fatto anche un po' emozionare quando mi ha ricordato della B. Questo è uno dei primissimi training che vanno a combinare non solo l'insegnamento di strategie, ma anche tutto un lavoro su una parte che è molto sensibile nell'invecchiamento, sono le credenze, perché a seconda di come io penso di funzionare, utilizzo di conseguenza anche le mie risorse, e se ho una credenza che è inadeguata, se penso ad esempio che la memoria sia un unico sistema, ovviamente quando non ho più l'utilizzo come in età adulta della mia memoria, penso di avere un invecchiamento che può essere anche molto fragile. Se invece io so che la mia memoria è composta da più sistemi, sono anche in grado di sapere e di accettare che ci sono sistemi che sono più sensibili e altri invece che funzionano ancora molto bene. E quindi questo tipo di training che lavora sulla parte più tecnica, le strategie, e la parte più psicologica invece, che è la parte metacognitiva, quindi sulla fiducia, sull'accettazione, sulla conoscenza anche del nostro funzionamento, ha portato a risultati veramente molto positivi. Allora, questo è un grafico molto tecnico, vi ho messo la linea rossa. Tutto quello che sta di sopra di questa linea rossa vuol dire che c'è un effetto che è molto largo, quindi c'è un'evidenza importante. In questo studio, appunto, con il LAB, gruppo di controllo, gruppo sperimentale, vediamo come il gruppo sperimentale migliori non solo in una prova di memoria legata all'utilizzo delle strategie, ma anche in altre prove molto più complesse, come prove di memoria di lavoro o come prove di rievocazione di un testo, rispetto invece al gruppo di controllo. E questo studio è stato fatto in Croazia, quindi
Questo per mostrarvi come questo intervento non abbia solamente un'efficacia che è nazionale, che sarebbe già un grande successo, ma proprio come si basi o vada a lavorare su degli aspetti che sono centrali e salienti nell'invecchiamento indipendentemente dalla parte culturale. E poi vi sono i training di memoria di lavoro, sono i training chiamati di terza generazione, sono training in cui io voglio portare la persona verso quella che è chiamata la zona di sviluppo prossimale, da quello che sa fare a quello che può fare. Come? Grazie al mio intervento e grazie alla pianificazione di procedure che sono chiamate adattive. Quindi io propongo degli esercizi che si adattano a quelle che sono le capacità della persona. In caso di successo la prova diventa più complicata, in caso di insuccesso la prova diventa più semplice. E non solo io adatto la difficoltà del compito alla persona per non creare un contesto che sia frustrante, quindi demotivante e quindi che potrebbe attivare lo stereotipo o ribadire lo stereotipo che l'anziano ormai è alla fine del suo processo evolutivo, ma anche vado a continuare a cambiare le richieste del compito, non faccio mai fare la stessa cosa alla persona e questo renderà prova motivante. Se pensiamo anche alla nostra esperienza, tutte le situazioni di routine dopo un po' ci sono strette. Perché? Perché la motivazione è un elemento saliente, sta alla base del nostro funzionamento cognitivo, questo sempre, anche nell'invecchiamento patologico. E qui vi faccio vedere alcuni risultati di vari studi, ve ne ho messi 4, che utilizzano questo training sempre sviluppato grazie alla ricerca. Qui in Italia abbiamo degli effetti molto importanti e di efficacia che non riguardano solamente le prove sperimentali, quindi la memoria di lavoro, l'inibizione, la velocità di elaborazione, ma riguardano anche i contesti della vita quotidiana, ad esempio la comprensione del testo. Quanto potenziando la memoria di lavoro con questi training riesco anche a potenziare o a far funzionare meglio un'abilità che è coinvolta nella nostra quotidianità, comprendere un testo, o quanto riesco a risolvere problemi della quotidianità. E questi sono i dati relativi appunto all'efficacia di questo intervento in contesti più applicativi, più ecologici. E abbiamo poi evidenze di efficacia anche con l'invecchiamento prefragile, nel mild cognitive impairment, in cui le persone riescono a utilizzare meglio le loro risorse. Cosa interessante è che questi risultati non si ottengono solo a breve termine, quindi subito dopo l'intervento, ma c'è un mantenimento anche a distanza di 6-8 mesi. Purtroppo non riusciamo a testare l'efficacia a lunghissimo termine per problemi prettamente pratici. E abbiamo poi i training di nuova generazione, di nuovissima generazione, di quarta generazione, e sono i training di mindfulness. Sono training che vanno a lavorare sull'aspetto della consapevolezza, della self-compassion, del qui ed ora, e stanno mostrando risultati molto interessanti nell'invecchiamento normale, nell'invecchiamento fragile, patologico, e vedremo anche poi altri ambiti di applicazione. Vi riporto i risultati di uno studio che abbiamo condotto in collaborazione con l'ISRA. Questi nuovi training sono promossi nell'ottica appunto sempre di incrementare questo benessere e quindi agiscono non solo su aspetti più caldi come la consapevolezza, ma anche o l'accettazione, ma anche su processi prettamente cognitivi, come l'attenzione o la memoria di lavoro. In questo training ideato dalla dottoressa Marigo dell'ISRA, in 8 incontri, promossi e presentati ad anziani appunto residenti in una delle strutture dell'ISRA, abbiamo trovato come l'attenzione, la memoria di lavoro e la velocità abbiano un incremento, quindi si migliorino a seguito di tutta una serie di questi 8 incontri che non lavorano direttamente sugli aspetti cognitivi, ma è un'altra modalità di riuscire a controllare il nostro funzionamento
al meglio senza presentare alcun tipo di strategia. Ovviamente non possiamo negare che vi sia anche un invecchiamento fragile ed è soprattutto l'emergenza che dobbiamo affrontare in quanto professionisti, anche se in accordo con la collega vorrei anche sensibilizzarvi sul fatto che l'Unione Europea sta cercando di fare in modo che la nostra pratica vada anche agli adulti, agli over cinquantenni. L'active aging comincia o dovrebbe cominciare a 50 anni, quindi dobbiamo iniziare anche a riflettere, a pensare su quelle che sono procedure, interventi efficaci per fare in modo che il cinquantenne arrivi o viva il proprio invecchiamento in maniera attiva. Nell'invecchiamento patologico gli interventi sono essenziali, perché sappiamo che più l'ambiente è arricchito, più riusciamo ad evitare che ci sia questo tipo di sviluppo, promuovendo appunto fattori di protezione e la famosa regola del 5x50. Abbiamo veramente tante terapie a disposizione che possono essere distinte per componenti. Componente più fisica, di energia, dell'interazione umana, interazione con altri oggetti, meditazione, lettura, creatività. Qui vi ho messo alcuni degli interventi che possono essere proposti, che sono molto eterogenei, e anche nuovi interventi che vengono proposti all'anziano. È seria questa cosa, cioè la climbing therapy è una nuova terapia che viene proposta all'anziano, e qui io vorrei che riflettessimo come professionisti. Alcuni di questi approcci sono utilizzati pochissime volte, non sappiamo se sono efficaci e soprattutto dobbiamo porci la domanda: che cosa c'è di psicologico che viene trattato? Dobbiamo sapere su cosa stiamo intervenendo. Non dobbiamo fare per fare, ma fare avendo bene in mente qual è l'obiettivo, la finalità del nostro intervento da un punto di vista psicologico. Perché? Perché siamo un sistema molto complesso, la complessità del nostro sistema si complica, scusate la ripetizione, nell'invecchiamento e nell'invecchiamento patologico, ed è impossibile che un singolo approccio sia esaustivo. Ogni approccio deve essere presentato, tagliato su misura per la persona, che non è costituita o rappresentata da un unico aspetto, ma dalla interazione di più aspetti. E dobbiamo sapere valutare quanto l'intervento che proponiamo è efficace. Quindi quanto il nostro outcome, il nostro risultato ci dice che c'è un miglioramento e c'è una ripresa di funzionalità. Prendiamo come esempio la doll therapy, è una nuova terapia che abbiamo a disposizione. Chiediamoci che cosa c'è di psicologico e chiediamoci quanto è efficace questo tipo di terapia. La ricerca cosa ci dice? Che dei 15 studi presenti non ci sono evidenze di efficacia. Questo non vuol dire che non dobbiamo utilizzare nuovi approcci, nuovi interventi, ma dobbiamo riflettere, avere un pensiero critico sul perché lo stiamo utilizzando, su cosa vogliamo fare e come facciamo per capire se l'intervento è efficace. Abbiamo però anche una serie di interventi che hanno un'evidenza di efficacia. Tra questi, ad esempio, c'è la terapia di stimolazione cognitiva, che va a lavorare sulla stimolazione cognitiva, multisensoriale, quindi non fornisce un unico tipo di intervento, che quindi va a favorire quella che è la neuroplasticità. Le persone si sforzano ma non si sentono mai inadeguate, un po' sempre sull'idea dell'adattivo, del far fare fino a che la persona può fare senza demotivarla. Si stimolano aree cerebrali diverse da quelle che usualmente in modo rutinario utilizziamo a causa di un ambiente che non è arricchito, e che si possa avere benessere o buona qualità di vita nonostante anche la patologia. Quindi si stimola cognitivamente, la socializzazione, l'orientamento, si utilizza anche reminiscenza, quindi è veramente un tipo di intervento che è multidimensionale. E
abbiamo evidenze di efficacia non solo a livello del funzionamento cognitivo come il mini mental, ma anche rispetto alla qualità di vita e al benessere. Ecco, un'altra cosa importante, ricordiamoci che nella pratica clinica non dobbiamo necessariamente trovare un miglioramento. Un non peggioramento è già un ottimo risultato, perché vuol dire che siamo riuscite a mantenere il funzionamento che invece avrebbe potuto diminuire a causa dello sviluppo della patologia o appunto del crescere dell'età. Abbiamo proposto, c'è un adattamento italiano anche di questa terapia di stimolazione cognitiva, che non è proposta solo all'anziano, ma può essere promossa anche dal familiare, perché il familiare è una risorsa sulla quale noi dobbiamo puntare, in quanto per l'anziano che non è in struttura l'ambiente e l'ambiente arricchito viene fornito dal familiare, e quindi il professionista può utilizzare, scusate è una parola un po' brutta, però il familiare e il professionista in interazione possono stimolare l'individuo, la persona con demenza, per una maggiore qualità di vita. La ricerca, quindi, oltre a evidenze sui meccanismi, sui paradigmi, sugli interventi, cerca anche di colmare le esigenze della professione rispetto alla pratica clinica. Come valutiamo lo stato funzionale della persona che sta invecchiando? Con delle misure classiche che però non sono adatte ad una persona con un invecchiamento normale. Sono troppo semplici. Allora dobbiamo riuscire a capire come la persona funziona nella sua quotidianità, per capire quanto può mantenere la sua autonomia e per capire se e come e quando intervenire. La funzionalità quotidiana da cosa è data? Da una serie di dimensioni che vanno dalla gestione del denaro ai lavori domestici, alla preparazione dei pasti. La letteratura americana ci fornisce uno strumento che valuta nell'invecchiamento normale, quindi per la persona che è ancora funzionante, questi aspetti, e abbiamo tradotto, sempre col lavoro in università, questo strumento per proporre e rispondere a una delle richieste che ci fanno i professionisti. Vogliamo sapere come la persona funziona a casa propria, una persona che non abbia una patologia. E quindi questo nuovo strumento che appunto viene chiamato abilità di risolvere problemi della quotidianità, che è anche una forma ridotta di pochi item, sempre per rispondere all'esigenza di una valutazione multidimensionale che però abbia anche delle tempistiche che siano adeguate. E qua ci sono alcuni dei problemi che vengono proposti che deve risolvere la persona anziana. Questo strumento perché l'abbiamo scelto? Perché abbiamo, a livello di ricerca, abbiamo scoperto come la prestazione in questa prova sia spiegata dalle abilità di ragionamento, di memoria di lavoro e di velocità di elaborazione, quindi meccanismi che sono sensibili ai cambiamenti dell'età. Ancora la ricerca cosa ci dice? Ci dice che non ci sono strumenti ad oggi per valutare la qualità di vita standardizzati nell'invecchiamento patologico, nella demenza ad esempio lieve o moderata. Quindi come facciamo a valutare questo aspetto? Abbiamo sviluppato un questionario che stiamo standardizzando in collaborazione con vari enti, che vada a valutare in anziani in istituzione la qualità di vita, rifacendoci alla piramide dei bisogni di Maslow, quindi che valuti sia aspetti della dimensione più personale, dell'ambiente, dell'appartenenza, come io mi sento, quanto mi sento appartenere a quel contesto, l'autodeterminazione, la spiritualità e tutte le dimensioni quindi che vanno a caratterizzare questo costrutto che è molto complesso, uno strumento che ad oggi ha buone caratteristiche psicometriche e che può dare anche informazioni su dove intervenire a seconda delle aree funzionali che risultano poi con punteggi bassi. La psicoterapia con l'anziano, che è un altro degli ambiti che ci sta a cuore.
No, mi serve un minuto in più che devo dire una cosa. Ci siamo mai chiesti perché, ad esempio, la psicanalisi non fosse promossa nell'invecchiamento da Freud? Ve lo siete mai chiesti? E voi siete dati anche una risposta? Bravissima. Non è che Freud non volesse promuovere la psicoterapia nell'invecchiamento perché era contrario, è che non aveva pazienti, perché la speranza di vita era molto limitata. Oggi invece possiamo e dobbiamo fare psicoterapia, perché dopo il pensionamento ci sono ancora dai 30 ai 35, 40 anni. E dobbiamo riuscire a favorire un buon invecchiamento. Sono troppo ottimista? Hai sbagliato l'età del pensionamento. 60 anni? 67. Vabbè, no, ma ho sbagliato nel senso che probabilmente quando non andremo in pensione. Comunque, la nostra... Arriveremo a 100 anni. Sapete che ieri hanno arrestato in America una signora alla guida di 102 anni, no, perché andava troppo veloce, quindi c'è questa foto bellissima in cui c'è il poliziotto e la signora in manette, però mano nella mano con il poliziotto, perché aveva paura di cadere. Va bene. La psicoterapia dell'anziano. Come facciamo a valutare se l'intervento psicoterapeutico è efficace? Beh, la ricerca ci mostra un nuovo strumento, forse lo conoscerete, il Core OM. Che è molto breve e molto semplice, ci dà una griglia e una serie di domande che ci permettono di valutare quanto quello su cui sono intervenuto ha portato a dei miglioramenti. Quindi vi sollecito a guardare e a utilizzare questo strumento, perché è un qualcosa in più che ci permette di rispondere alle domande: ho raggiunto gli outcome che volevo? E nella valutazione la ricerca ci dice che gli stereotipi hanno un peso molto forte, quindi stiamo attenti anche a come diamo le consegne. Cerchiamo di rivisitare le consegne dei test abolendo la parola memoria, ricordo, ricorda, perché già dicendo in questa prova io valuterò la sua capacità di memorizzare più parole possibili, già questo attiva lo stereotipo e la prestazione ne risente. Quindi cercate di parafrasare, attenendovi sempre chiaramente alle consegne, per tenere sotto controllo questa paura dello stereotipo che va a influenzare e va ad aumentare la perdita nel funzionamento, quindi nelle possibilità di valutare in modo adeguato la persona anziana. L'ultima parte riguarda chiaramente gli operatori. Non c'è solo l'anziano, c'è anche la famiglia dell'anziano, i caregiver informali, ma c'è anche poi l'operatore. Che cosa ci dice la ricerca? Ci dice ad esempio che l'abilità soggettiva che le persone, che i caregiver formali, gli OSS riportano, è molto influenzata da aspetti cognitivi, ad esempio dalla memoria di lavoro. Ci dice anche che alcuni di questi aspetti spiegano la salute soggettiva che riporta l'operatore. Ad esempio sempre la memoria di lavoro, l'inibizione. Quindi pensiamo agli operatori intervenendo, proponendo interventi che vadano a potenziare la sfera cognitiva e, come sta facendo anche in questi ultimi tempi sempre l'ISRA con la mindfulness, proponiamo anche percorsi mindfulness agli operatori perché stiano meglio. Perché appunto riduce, la ricerca ci dice che gli interventi con gli operatori riducono il caregiver burden, che è uno dei problemi che come professionisti dobbiamo gestire, sapere gestire, diminuisce lo stress percepito, quindi la famiglia e i caregiver anche formali hanno una diversa percezione di stress e, cosa più importante, aumentano il benessere. Questi aspetti legati alle conoscenze specifiche, cosa succede nell'invecchiamento, a come devo intervenire e alla presa in carico, sono gli aspetti di cui si occupa la ricerca e che non a caso anche sono tra gli aspetti che caratterizzano le competenze che deve avere il geropsicologo promosse dalla American Psychological Association. Quindi sono 3 ambiti molto complessi, è molto difficile riuscire ad avere una visione complessiva, però è quello che ci permette di fornire una buona qualità di cura
in tutto l'arco della nostra vita per le persone di cui ci prendiamo cura. E vorrei terminare con questa frase: la ricerca è un'avventura e conoscere meglio come funzioniamo per vivere sempre meglio. E vorrei ringraziare anche la dottoressa Carbone che diciamo, mi ha aiutato nel pensare questa presentazione, che voleva essere un po' fornirvi un quadro a 360 gradi di come la ricerca sta alla base della pratica clinica, ma come anche senza la pratica clinica noi non riusciremo a fare ricerca per aiutare la persona che sta invecchiando. Grazie.